del Signore. Bene, siamo giunti alla parola del Signore. Vogliamo adesso porre attenzione alla parola del Signore, vogliamo pregare il nostro Signore anche per questa parola che leggeremo, che mediteremo. Preghiamo il Signore anche per quanti ascolteranno da casa, nel telefonino, su internet. Desideriamo che possiamo essere di benedizione, desideriamo che la parola del Signore possa essere divulgata, perché è l'unica cosa che può veramente salvare, può portare un messaggio di salvezza. Gloria al Signore. Bene, leggiamo in Matteo capitolo 7 dal verso 24 al verso 29. Matteo capitolo 7 dal verso 24 fino al verso 29. Le due case, parleremo di due case. Gesù che parla. Amen. Posso leggere? Avete trovato? Il Signore sia lodato. Dal versetto 24. Matteo capitolo 7 dal verso 24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Alleluia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. Amen. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Amen? Amen. E qui la lettura della parola del Signore, il passo insegnamento che conclude il sermone da parte di Gesù che egli predica sul monte, cosiddetto sermone sul monte, e inizia al capitolo 5 di Matteo con le beatitudini e si conclude poi su questa parabola, su questo insegnamento della costruire le due case. Il sermone sul monte affronta problemi oggettivi, problemi pratici, insegnamenti pratici, perché la vita cristiana non è solo qualcosa di spirituale solamente, poi è anche dimostrare agli altri in un modo concreto, quelli che ci vedono, ma anche a chi non ci vede, magari chi ci sta attorno, no? Ecco, dimostrare la cristianità, essere cristiano, è importante. Soprattutto in questi tempi vedo veramente importante essere coerenti. Alleluia. Perché il mondo ci guarda, il mondo ci giudica, il mondo ci paragona, Alleluia. fa dei paragoni. Alleluia, noi vogliamo essere la luce e il sale di questo mondo. Vogliamo dire, Signore, aiutaci veramente ad ascoltare il tuo insegnamento, la tua parola, non solo ad ascoltarla, ma anche a viverla, metterla in pratica. Questo fa il cristiano, ascolta e mette in pratica. Valuta, si studia, esamina se stesso, non esamina gli altri, esamina se stesso e mette mano dove può, come può, dentro di sé, e dove non arriva chiede aiuto allo Spirito Santo. Amen. Dicendo, Signore, cambia la mia vita, cambia il mio posto, perché so di non essere davanti a te come tu mi vuoi. Alleluia. Ed ecco che con un atteggiamento di umiltà, con un atteggiamento anche di rispetto verso Dio, ci si accosta alla parola del Signore. Ora, quanti hanno ascoltato cose meravigliose, mai avevano ascoltato un insegnamento simile. Tanto è vero che abbiamo letto, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento,
perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Gesù ha autorità. Amen. Alleluia, la sua parola ha l'autorità di poter dire il bene, ha l'autorità di poter svelare quello che c'è nell'intimo dell'uomo, ha l'autorità di avvertire ciò che Dio approva o non approva, ha l'autorità, la parola di Dio, anche di intervenire nel profondo del cuore dell'uomo. Gloria al Signore. E Gesù dice così, concludendo il suo sermone sul monte: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Gloria al Signore. Stiamo costruendo? Amen. Noi stiamo costruendo la nostra casa. Amen. Una casa spirituale, non è la nostra casa dove abitiamo, è una casa spirituale. Alleluia, una casa che deve essere benedetta dal Signore. Alleluia. Costruita secondo regole già stabilite dal Signore. Amen. Amen. Non devono essere le nostre regole, devono essere le sue regole. Amen. Alleluia. E se uno ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà come un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Cos'è questa roccia? Chi è soprattutto questa roccia? Questa roccia è Cristo Gesù, Amen. la roccia dei secoli, che dura, la roccia eterna. Gloria al Signore. Dobbiamo costruire sulla roccia. La nostra fede è basata sulla parola di Cristo, su Cristo Gesù, su ciò che Egli ha insegnato, su ciò che Egli ha fatto. Amen? Amen. Ecco che abbiamo costruito, abbiamo investito la nostra esistenza su Cristo Gesù, sulla sua parola, sulle sue promesse. Gloria al Signore. Se noi pratichiamo la parola che abbiamo ascoltato, la mettiamo in pratica, ecco, il Signore ci dice che siamo avveduti. Siamo uomini intelligenti, hanno saputo valutare bene la propria scelta e costruiscono bene, si troveranno bene, perché viene la pioggia, vengono i torrenti, i venti, hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Questa pioggia, questi torrenti, tutte queste calamità che possono investire questa casa sono tutti i problemi, le difficoltà che possiamo trovare nella vita quotidiana. Niente e nessuno mai potrà allontanarci dall'amore di Dio. Se abbiamo fatto un'esperienza vera, personale, concreta, non all'acqua di rose. Se abbiamo fatto un'esperienza vera e profonda con Cristo Gesù, possiamo dire come l'Apostolo Paolo: chi mi separerà dall'amore di Dio? Sarà la tribolazione, la fame, la nudità, la malattia? Niente, nessuno mai potrà separarci dall'amore di Dio. Perché tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha chiamati. Amen? Amen. Alleluia. Quindi vedete, la nostra non è un'adesione da un punto di vista intellettuale, non è che abbiamo aderito a un partito, a un movimento, no, abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Questo è costruire bene, iniziare un percorso buono che ci porterà poi a rimanere in piedi. Alleluia. E invece chi ascolta ma non mette in pratica è paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa non sulla roccia ma sulla sabbia. Alleluia. E non è buono costruire sulla sabbia, fratelli. Non c'è casa che possa resistere e rimanere in piedi. E basta una piccola scossa di terremoto che la casa non ha un appoggio, cade, verrà giù certamente. La pioggia è caduta
sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Allora dobbiamo badare a come costruiamo. Dobbiamo stare attenti a quello che ascoltiamo, perché un giorno saremo chiamati a rendere conto. Non potremmo dire al Signore un giorno: nessuno me lo ha mai detto. Vedete che il Signore ti dirà il giorno, il momento, la domenica esatta quando si metterà a parlare e ti avvertirà: un giorno sarà così. Tu non puoi dire non ero io, stavo dormendo, era una parte di me. Dobbiamo stare attenti. Amen. Gloria al Signore. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Alleluia. Perché sento il cuore dire questo? Perché voglio avvertire la Chiesa, sento il bisogno di avvertire la Chiesa. Viviamo in tempi ultimi, non voglio dire difficili, lo sappiamo, sono tempi difficili, ma oltre ad essere difficili questi tempi sono ultimi tempi. E non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ora, essere cristiano presuppone una grossa responsabilità, ci deve essere un cambiamento vero. La nostra vita deve essere una vita che rende testimonianza all'opera di Dio. La nostra vita deve essere una vita che dà gloria a Dio. Amen. Alleluia. Voglio condividere con voi quanto l'Apostolo Paolo scrive ai Colossesi al capitolo 3, dove parla della vita nuova in Cristo. Abbiamo ricevuto una nuova vita in Cristo Gesù. E dice così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Amen. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Vedete? Badate a come costruite. L'uomo avveduto ascolta e costruisce bene sulla roccia. Costruisce una casa che dura. L'uomo disavveduto è colui che ascolta, sa, ha conoscenza, ma non costruisce bene. Costruisce non sulla roccia, ma sulla sabbia. Si è cristiani, ma ciò che deve morire ancora non è realmente morto nella nostra vita. Parliamo di essere nuovi in Cristo, di avere una vita nuova in Cristo, ma in realtà con cose concrete, con la nostra vita quotidiana, non manifestiamo questo cambiamento. Dio ci aiuti. E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse, ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri. Vedete, cose pratiche. Il cristianesimo è pratica. Amen. Non è solo essere trasportati per lo Spirito, salire in cielo, poi dobbiamo scendere, dobbiamo renderci conto che i nostri piedi sono ancora qui sulla terra. Amen. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. La parola di Dio è per tutti. Amen. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni e gli altri e perdonatevi a vicenda. Amen. Se no adi che dovresti di un altro,
Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Insegnamenti pratici. Noi non dobbiamo stupire gli altri parlando in lingue più di tutti. Dobbiamo preoccuparci di mettere in pratica la parola di Dio. Amen. Gloria a Dio. Poi il Signore ci battezzerà nello Spirito Santo. Amen. Parleremo in lingue. Gloria a Dio, ma per edificare noi stessi. Se abbiamo un messaggio da dare alla Chiesa, il Signore ci farà comprendere, lo daremo alla Chiesa. Ma non dobbiamo ingannare gli altri con la nostra apparenza. Dobbiamo essere e non apparire cristiani solamente. Dobbiamo apparire ed essere cristiani. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Amen. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. I cantici che noi cantiamo devono essere spirituali, non cantici del mondo. Con la melodia del mondo mettiamo testi cristiani. No, devono essere di ispirazione profonda nello spirito. Il cantico ci deve aiutare a metterci in comunione alla presenza del Signore. Ma non è fondamentale ai fini del culto. L'importante è la parola di Dio abiti in voi abbondantemente. Amen. Qualunque cosa facciate in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. 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 Vedete? Aspetti pratici della vita cristiana. Alleluia. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, fratelli, tutti ascoltiamo. Sta a noi decidere di metterle in pratica o non metterle in pratica. Sta a noi avere timore di Dio o non avere timore di Dio. Sta a noi dire alla nostra carne: frena, voglio vivere per il cielo, e quindi tu carne stai sottoposta, frena. Sta a noi la scelta. Noi vogliamo costruire sulla roccia. Amen? Vogliamo andare avanti. Certamente avremo le nostre difficoltà, i nostri problemi, avremo cose grandi da dover affrontare, ma sicuramente il Signore è sempre con noi e mai ci lascerà. E in virtù di queste promesse noi resteremo sempre dritti, non cadremo. Amen? Amen. Perché abbiamo posto la nostra fiducia nella parola di Dio, Amen. che non è un uomo. Dio è fedele. Amen. Dio Alleluia. ci ama. Alleluia. Dio tiene a noi. Amen. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo dire: Signore, grazie. E ancora una volta mi metti davanti alla mia responsabilità. Io non posso dare a Dio nessuna responsabilità. Noi non possiamo dare a Dio responsabilità che sono nostre. Quello che Dio doveva fare per noi lo ha fatto. Siete d'accordo? Cosa vogliamo di più? Dio ci ha donato il suo figlio Gesù. Amen. Alleluia. Ci ha salvati dalla morte eterna, dalla perdizione. Grazie, Signore. Ci ha dato Gesù. Quello che doveva fare per noi lo ha già fatto. Adesso camminiamo per piacere a Lui, non per piacere a noi. Camminiamo per gratitudine, vogliamo essere grati a Dio. Vogliamo dire: Signore, grazie per le sofferenze che hai patito per me. Gesù, grazie. Amen. Per la croce che hai affrontato per me. Amen. Hai preso il posto mio, Signore. Grazie. Alleluia. Costruiamo bene. Alleluia. Fidiamoci del Signore, mettiamo in pratica la parola di Dio. Amen. Sempre. Amen. Non vergogniamoci della parola del Signore. Oggi come oggi sembra quasi una vergogna dire di essere cristiani. È un privilegio. Amen.
Avere Cristo nella propria vita è un privilegio. Amen. Sei diverso, non sei come gli altri. Gloria a Dio. Non voglio essere come gli altri. Alleluia. Voglio piacere a Gesù, a colui che ha dato la sua vita per me. Voglio investigare le scritture per capire ciò che Dio vuole che io lasci. Amen? Per conformarmi non a questo mondo, al presente secolo, ma per conformarmi al cielo, perché io devo abitare in cielo un giorno. Alleluia. Amen? Amen. Devo essere adeguato per poter entrare in cielo. E mi sto preparando. Ci stiamo preparando. Amen? Amen. Alleluia. Finché il Signore non ritornerà, vogliamo prepararci. Sì, sì. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore Amen. per la sua